Ex caserma Serena, nuove tensioni, bersaglio stavolta alla polizia con un lancio di pietre ieri sera contro 2 agenti, il sindacato di polizia FSP sul piede di guerra, ora basta espellere i facinorosi. È dato un nuovo vertice in prefettura sul punto della situazione, i migranti contagiati sono 246, tutti asintomatici, negativizzati, a breve lasceranno la struttura e in un'azienda dell'Interland Trevigiano un focolaio con 12 positivi. Non ci sarebbero solo i leghisti Forcolin, Barbisan, Montagnoli tra i richiedenti del bonus da 600 euro. Sospetti a Palazzo Ferrofini con il presidente Ciambetti che invita i colleghi consiglieri a fare outing. Furbetti del bonus, duro il commento del direttore di Media Nord-Est Luigi Bacialli, i cittadini presi in giro, i responsabili chiedono scusa e non si ricandidino. Chiamato in causa anche il mondo dei commercialisti e dei consulenti del lavoro. Difficile se non impossibile che il cliente non sappia nulla del bonus, dicono. Identificati i vandali del Park Dal Negro, 3 algerini scoperti a bivaccare, tutto era partito dalla segnalazione dei residenti raccolta dai microfoni di Antenna 3. I carabinieri di Treviso si armano contro le truffe e distribuiscono un vademecum in 1000 copie, aiutateci ad aiutarvi, è il motto dell'iniziativa rivolta agli anziani, facili prede dei truffatori, specie in estate. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque importanti novità dal punto di vista non solo del numero dei contagi ma anche del futuro prossimo della caserma Serena dopo un vertice in prefettura del pomeriggio, ma intanto c'è da registrare un nuovo momento di tensione, anche drammatico, grave, perché si è rischiato il dramma ieri sera proprio all'esterno dell'ex caserma Serena, un lancio di pietre contro 2 poliziotti che erano in pattuglia, erano in zona appunto per l'ordine pubblico. La denuncia arriva dal sindacato di polizia FSP. Era circa mezzanotte quando da dietro il cancello dell'ingresso principale della caserma Serena sono partiti dei sassi, proprio una vera e propria sassaiola indirizzata nei confronti di 2 poliziotti che erano lì davanti all'ingresso dalla parte opposta della strada. Una polveriera e non solo per l'aumento esponenziale dei contagiati al suo interno. Una tensione costante sfociata 2 settimane fa nell'infermeria distrutta e nei momenti di paura per il medico e l'infermiera tenuti in ostaggio. Ed ora il nuovo episodio termometro della situazione, un pericoloso lancio di pietre contro la polizia nella tarda serata di ieri. 2 agenti in servizio di ordine pubblico davanti all'ex caserma. Nel cortile interno un gruppo di migranti discute animatamente e poco prima della mezzanotte, mentre gli agenti si trovano fuori dalla vettura, inizia contro di loro un fitto lancio di grosse pietre dall'interno. Una di queste pietre sfiora la testa di uno dei 2, una poliziotta, e finisce contro la carrozzeria dell'auto, danneggiandola. Molti di questi sassi non erano ovviamente di piccole dimensioni, ma misuravano quasi 20 cm di grandezza e uno ha colpito anche l'autovettura di servizio e, per miracolo, i colleghi sono riusciti a ripararsi dietro un muro. Poi l'allarme alla questura per riportare l'ordine, informati anche gli operatori all'interno. Per un miracolo quel grosso sasso non ha provocato un dramma. Non possiamo accettare in alcun modo che profughi, ospiti dei cittadini italiani, ospiti dell'Italia, si comportino in questo modo nei confronti delle forze dell'ordine. Le forze di polizia non possono diventare il bersaglio di questi facinorosi che saranno sì o no una decina, che stanno mettendo a dura prova le forze dell'ordine e mettendo sotto scacco la città di Treviso. Devono essere identificati ed espulsi immediatamente dal territorio nazionale. Auspichiamo e ci rivolgiamo anche alla Procura della Repubblica di Treviso affinché sia sensibile a questa problematica e che emetta degli ordini di carcerazione. Tutto questo mentre la Procura continua la sua inchiesta, in ballo l'ipotesi di reato di epidemia colposa. Se la politica nazionale non è in grado di assumersi delle responsabilità o fare delle scelte coraggiose, che poi non sono tanto coraggiose ma sono scelte di buonsenso, faccia qualcosa alla Procura della Repubblica. Intanto fa discutere la convocazione del prefetto Laganà da parte del ministro Luciana Lamorgese per i ritardi nella delicata fase della separazione tra positivi e negativi. Pensavano potessero gestirla, hanno cominciato a dividerli ma evidentemente in ritardo, ha detto la titolare del Viminale. Una presa di posizione a sua volta tardiva, secondo il sindaco. Con un evidente ritardo il ministro Lamorgese si è fatta sentire e finalmente vuol capire cosa sta succedendo, ripeto, con un ritardo clamoroso.
E lo dicevamo, importanti novità dal vertice proprio in prefettura di queste ore con le forze dell'ordine, anche con l'azienda sanitaria, per il futuro prossimo, immediato, anche degli occupanti, delle persone all'interno della Serena, anche per evitare queste tensioni, insomma, che si sono viste in queste ore. L'azienda sanitaria infatti ha fornito i dati odierni intanto oggi del contagio nell'ex caserma Serena, in questa riunione in prefettura alla quale hanno preso parte i vertici delle forze di polizia, i dirigenti del Dipartimento di Prevenzione, il sindaco di Treviso e anche il gestore della ex caserma Serena, Gian Lorenzo Marinese, in videoconferenza da Lampedusa. Ebbene, il dato è che ci sono 246 richiedenti asilo positivi su un totale di 293. Dalla riunione è emerso che alcuni richiedenti risultati al primo tampone positivi si sono nel frattempo negativizzati, era un po' la speranza di questi giorni, e sono da considerare guariti e immuni, condizione che è stata attestata da 2 successivi tamponi che hanno dato esito negativo. Non essendo più necessaria quindi per tali richiedenti la permanenza obbligatoria all'interno della struttura, è stato deciso di spostarli a stretto giro in un'altra struttura disponibile ugualmente adibita all'accoglienza. Analogamente si procederà per i richiedenti asilo che si negativizzeranno successivamente fino all'esaurimento dei posti disponibili in altre strutture già presenti sul territorio. I trasferimenti, dice la nota della prefettura di queste ore, sono volti a ridurre per quanto possibile le presenze all'interno della struttura in modo da rendere più facile la gestione dell'andamento dell'epidemia per i rimanenti ospiti. Un po' il nodo anche critico di questi mesi che ha portato poi all'apertura dell'inchiesta della Procura. Dunque spostamenti progressivi a stretto giro per i negativizzati, e questo dovrebbe alleggerire un po' la situazione all'interno della caserma. Un altro fronte però del contagio riguarda invece un cluster, un focolaio di 12 positivi. Su 13 nuovi positivi delle ultime ore, 12 sono legati a un focolaio evidenziatosi in una ditta di un comune dell'Interland trevigiano, 11 stranieri e un italiano. Nella ditta erano stati fatti dei tamponi a una quarantina di dipendenti dopo il riscontro di 3 dipendenti positivi. Bene, sia per la ditta che per il caso singolo ci sono in corso indagini epidemiologiche. Tutte e 13 le persone positive sono in isolamento domiciliario. In questo caso anche si stanno verificando eventuali possibili correlazioni dirette o indirette con il focolaio all'ex Serena. La ditta in cui sono emerse le 15 positività non rientrava nella lista dei datori di lavoro dei migranti dell'ex Serena occupati e fornita all'azienda sanitaria. Quindi questo focolaio nell'Interland trevigiano che preoccupa. Restiamo in tema Covid, ma parliamo però adesso non dei contagi ma dei furbetti del bonus. Il caso è esploso nelle ultime 48 ore. Ieri proprio nel nostro telegiornale ha parlato per primo Riccardo Barbisan, uno dei 3 consiglieri leghisti coinvolti in questa vicenda, mentre sembra ormai quasi certo che sia Barbisan che Forcolin che Montagnoli non verranno ricandidati. Ormai è quasi certa la conferma, insomma, di quanto detto nelle scorse ore dal commissario veneto Fontana, ma anche da quanto chiesto da Zaia. Ebbene, non ci sarebbero, secondo alcune voci, soltanto consiglieri leghisti coinvolti in questa vicenda della richiesta del bonus da 600 euro. A tutti arriva un messaggio molto forte da parte del presidente del Consiglio regionale Ciambetti. Sentite. Ambienti politici, ambienti chiamiamoli amministrativi, probabilmente appunto qualcuno che ha contatti con l'INPS ha già sotto mano qualche nome o qualche appunto indirizzo, qualche partito, e ripeto, conviene a tutti secondo me far chiarezza spontaneamente senza vedersi arrivare eletti esterni. L'appello arriva dal Presidente del Consiglio regionale nelle ore in cui soffia forte il vento del sospetto a Palazzo Ferrofini, dove si vocifera che tra i richiedenti del bonus non ci sarebbero solo i leghisti Gianluca Forcolin, Riccardo Barbisan e Alessandro Montagnoli. Altri sarebbero i soggetti coinvolti anche di altri partiti, 4-5 i nomi che girano, ma al momento non si conferma né si smentisce. Certo, le parole del Presidente dell'Assemblea regionale lanciano un'ombra. Prima o poi i nomi verranno fuori, quindi è meglio che qualcuno faccia outing da solo senza che arrivi dall'INPS magari
la lista di proscrizione. Tra quelli che hanno fatto outing, riprendendo le parole di Ciambetti, c'è chi ha dato la colpa alla moglie, chi al commercialista, chi ancora ai soci. Il primo ad ammetterlo nel corso del nostro telegiornale è stato il trevigiano Riccardo Barbisan. Quei 600 euro del bonus, dice, sono stati richiesti in automatico dal suo commercialista, 600 euro che poi lo stesso consigliere ha devoluto in beneficenza, come dimostrano le carte trasmesse a Corredo, ma non è detto che basti per evitargli la mancata candidatura, visto che lo stesso Zaia lunedì a mezzogiorno ha agitato lo spettro della sospensione delle candidature. Di sospensione immediata aveva parlato già domenica sera lo stesso segretario della Lega in Veneto Lorenzo Fontana, che contattato dalla nostra emittente dice di confermare quanto dichiarato e di non voler aggiungere altro. Pronto ad allinearsi con le scelte del partito la segreteria trevigiana, che pure crede nella buona fede di Barbisan. È sicuramente una leggerezza che ha avuto nell'affidarsi pienamente, come fanno molti di noi, al proprio commercialista. Anche chi fa politica può sbagliare, se lo sbaglio è uno sbaglio di disattenzione, può essere anche concesso e se rimediato tempestivamente, anche fra virgolette riconosciuto. Ma il nome più illustre è quello del vicepresidente della giunta regionale, quindi vice di Zaia, Gianluca Forcolin. Chiaro che sia la situazione più imbarazzante. L'altro nome eccellente, Alessandro Montagnoli, consulente finanziario e presidente della prima commissione consigliare a Palazzo Ferrofini, che ha affidato a Facebook il suo sfogo parlando di leggerezza ma in buona fede. Il veronese dice di aver chiesto il bonus di comune accordo con la moglie al fine di devolvere la somma alla protezione civile. Restano i sospetti e i contatti frenetici all'interno dei partiti, con le segreterie dal PD a Fratelli d'Italia che stanno avviando delle indagini interne. Una cosa è certa, non sarà un Ferragosto come tanti e stavolta non è colpa del virus. E neanche colpa del caldo, ma sarà un Ferragosto molto molto caldo davvero. E allora sulla vicenda dei furbetti del bonus sentiamo anche il commento del direttore Luigi Baccialli. L'aspetto più triste di questa sconcertante, tristissima, scandalosa vicenda dei bonus Covid è che non sappiamo ancora adesso, a diverse ore dall'inizio di questa buriana, i nomi di tutti i responsabili. Ci aspettavamo che si facessero avanti, che dicessero sì, sono io, ho sbagliato e chiedo scusa, chiedo perdono. No, silenzio, si trincerano, soprattutto in Parlamento, dietro la privacy, come se non fossero tenuti a scusarsi con gli italiani che hanno offeso, che hanno svilito, che hanno mortificato in un momento in cui c'è tanta gente che fa la fame, in cui c'è tanta gente che ha perso l'attività, c'è tanta gente che sperava e spera di ottenere queste risorse che invece loro si sono intascati. È gente che guadagna dagli 8 ai 13.000 euro e a lardire la sfacciataggine di sottrarre delle risorse pubbliche a coloro a cui erano destinati. Gente che non ha nessuna difficoltà, che adesso accampa scuse, è stato commercialista, no? Mia moglie voleva fare beneficenza, delle cose mortificanti, imbarazzanti, desolanti, di cui davvero c'è da vergognarsi. Il presidente Zaia ieri sera ha detto giustamente bisogna che vengano fatti i nomi e bisogna che queste persone non vengano ricandidate. Ci mancherebbe altro. Cioè, cosa ricandidiamo? Politici che a questo punto, a meno di colpi di teatro, anche perché qui siamo rotti a tutte le esperienze, non vengano votati da qualcuno. Immaginatevi, sono finiti in questa spirale tremenda, in questo tritacarne in cui si sono infilati da soli e si può pensare che possano essere in qualche modo rieletti. No, non lo si può pensare. Allora dovrebbero a questo punto coloro che hanno sbagliato, che hanno tenuto comportamenti non illegali ma moralmente riprovevoli, chiedere scusa e non dico dimettersi, perché in Italia le dimissioni non le si dà mai, per una questione di dignità potrebbero e dovrebbero farlo in tanti, ma almeno chiedere scusa, chiedere perdono, spiegare quali sono i motivi e dire ufficialmente, data questa situazione, per colpa di quanto ho fatto non mi ricandiderò. È il minimo che ci aspettiamo da parte di persone che hanno tradito lo Stato, che hanno tradito il Paese, che hanno tradito la funzione per la quale erano stati
eletti. Oltretutto molti di questi eletti con le preferenze e molti altri nominati. E non so francamente quali dei due siano più colpevoli di comportamenti che chi dovrebbe servire lo Stato e un'intera comunità non dovrebbe tenere. Intanto a Treviso il caso di Riccardo Barbisan chiaramente ha aperto il dibattito. Si può parlare di buona fede? Ma sì, nel caso del consigliere Barbisan sicuramente sì, perché ripeto, ha ricevuto il bonus e il giorno dopo l'ha comunque restituito sotto forma di beneficenza alla comunità. Poteva non chiederlo certamente, però nel momento in cui si è reso conto di averlo percepito l'ha comunque restituito alla comunità e ripeto, sono testimone della sua serietà, onestà e anche grande generosità. È così che il primo cittadino di Treviso prende le difese del capogruppo leghista in Consiglio Comunale Riccardo Barbisan, al centro della bufera per l'affaire bonus INPS. Al momento la vicenda, pur rientrando nella piena legalità, balza alle cronache per la questione morale e si guadagna l'assoluzione dal primo cittadino che l'etichetta come una leggerezza. C'è un aspetto morale di cui dobbiamo assolutamente tener conto. Stiamo vivendo delle difficoltà, una crisi economica importante e soprattutto il mondo della politica deve lanciare dei segnali e degli esempi. Però ripeto, non sono contro il giustizialismo, sono contro anche questa volta e conosco le persone, nel caso specifico i 3 consiglieri regionali, sono persone assolutamente serie, affidabili e oneste, hanno fatto una leggerezza e se ne assumeranno le responsabilità. Non la pensa allo stesso modo Nicolò Rocco, che partita IVA dal 2014 non ha chiesto il bonus per questioni di principio. Senza che la legge me lo imponesse ho fatto un ragionamento sul fatto che quei soldi dovessero andare a chi effettivamente da un giorno all'altro fosse passato senza reddito. Il consigliere comunale del PD si appella al senso civico di chi fa politica. Non è né una questione legale né una questione di soldi, è proprio una questione che una classe dirigente deve cogliere il momento storico che sta vivendo, quindi chi aveva un reddito garantito doveva fare un gesto verso chi non aveva niente. La legge è stata fatta male perché chiunque poteva beneficiarne? Può darsi, ma, conclude il suo commento, la coerenza dovrebbe arrivare prima della legge. Chiamati in causa in queste ore i commercialisti, consulenti aziendali, allora sentiamo cosa ci hanno detto. In quei giorni in cui c'era la famosa possibilità di effettuare la richiesta, eravamo al lavoro ininterrottamente, con giorni festivi compresi, e il rapporto con i clienti ovviamente era sempre improntato alla massima trasparenza, perché ognuno di solito è ben attento a fare una domanda che può avere determinate ripercussioni. Difficile quindi ignorare di essere destinatari di un bonus, o quantomeno difficile, se non impossibile, che un professionista decida di procedere senza avvertire il proprio cliente. Nei giorni in cui la politica per difendersi tira in ballo commercialisti e consulenti, anche questi ultimi dicono la loro, il consenso informato, sostengono, è la base di ogni rapporto. Tutti gli aspetti il professionista li valuta di volta in volta con il proprio cliente. Nel caso del bonus, per esempio, era richiesto un codice PIN che sì poteva essere immesso nel sistema dell'INPS anche dal professionista, ma l'iter contava più passaggi. Sicuramente dopo la presentazione della domanda c'è stato un esito positivo o negativo e quindi tale da mettere al corrente l'interessato, che inevitabilmente lo era già, dell'esito che ha avuto la domanda e il fatto che sia stata presentata. Lo stesso consulente ribadisce che si tratta comunque di operazioni legittime in quanto previste dal decreto marzo, il primo emesso per contrastare la crisi economica da Covid, da qui la necessità di intervenire sempre per via legislativa. Forse una maggiore attenzione nella formulazione della legge, nell'individuazione degli elementi ostativi sarebbe stata possibile. Questo è quello che abbiamo sempre sostenuto, offrendo il nostro ruolo tecnico anche nell'attività di formazione delle leggi. Qualche istante di pubblicità, poi di nuovo la cronaca. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Un esperto della Marca nell'inchiesta sul giallo di Viviana Parisi, la 43enne siciliana trovata morta nel Messinese, mentre il figlio Gioele di 4 anni risulta, come sapete, tuttora scomparso. Un giallo, davvero una situazione terribile che sta tenendo col fiato sospeso un'intera comunità. Ebbene, l'entomologo forense trevigiano Stefano Vanin
ha ricevuto infatti l'incarico dalla Procura di Messina come consulente nelle indagini cruciali proprio in questi giorni, in queste ore. Vanin è docente alla Forensic Biology University of Huddersfield in Gran Bretagna, spesso al fianco della polizia scientifica italiana. L'entomologia forense studia i cicli vitali di quegli insetti che, sviluppandosi sui resti umani, sono utilizzabili ai fini della determinazione della datazione delle cause della morte. Quindi il lavoro dell'esperto trevigiano Vanin sarà proprio volto a questo, per cercare di trovare una risposta a un giallo terribile di queste ore. Torniamo a Treviso, i vandali del Park dal Negro, i lanci di bottiglia molto pericolosi, gli schiamazzi, una denuncia partita proprio da Antenna 3 che grazie alla polizia locale vede chiudersi il cerchio. Lanci di bottiglie dal parcheggio dal Negro, l'ultimo piano utilizzato per bivaccare, episodi vari di vandalismo, via vai sospetti, specie di notte, movimenti strani che i cittadini avevano denunciato ai nostri microfoni. SOS raccolto dalla polizia locale che dopo 3 giorni di appostamento ha individuato i responsabili. Si tratta di 3 algerini residenti a Trieste ma domiciliati in un comune dell'Interland di Treviso. 7 uomini in borghese si sono avvicinati, hanno controllato tutto l'edificio e al 6° piano hanno trovato questi 3 algerini di 28, 30 e 34 anni che stavano bivaccando. Uno di questi, di 28 anni, aveva anche una piccola quantità di marijuana e per questo è stato deferito all'autorità amministrativa, quindi alla prefettura e anche alla questura per il suo permesso di soggiorno. Tutto è successo sabato notte quando gli agenti li hanno sorpresi al 6° piano sulla rampa delle scale. Uno di questi ha persino tentato di disfarsi di alcuni grammi di marijuana pronta per essere consumata. Nessuno di loro aveva precedenti per cui sono stati allontanati dal luogo con richiesta di non farvi ritorno. Ma la struttura non è nuova a controlli. Già mesi fa il comando aveva effettuato un sopralluogo per liberare le rampe di scale da materassi e giacigli di senza tetto. Un anno fa le scale della struttura erano spesso utilizzate da tossicodipendenti con siringhe abbandonate a terra. Ora la situazione è decisamente migliorata, ci spiega il comandante, e non è stata rinvenuta alcuna traccia di questi rifiuti, ma non bisogna abbassare la guardia. L'appello che faccio ai cittadini è di rivolgersi sempre alle forze di polizia quando si notano dei movimenti comunque sospetti, quindi chiamare il 112 oppure la centrale operativa del comando e segnalare immediatamente queste situazioni in modo tale che le forze di polizia si possano subito attivare per fare i dovuti controlli. Controlli preventivi che continueranno anche nelle prossime sere al fine di garantire tranquillità e sicurezza a chi abita lì vicino. Un intervento dei Vigili del Fuoco alle 12 circa a Paese, in via Donizetti, una coppia di anziani che accidentalmente era caduta nel fossato a bordo strada durante una passeggiata. I 2 anziani, forse per il malore di uno dei 2, si erano adagiati per terra procurandosi delle ferite contro la canaletta di irrigazione in cemento che vedete nella foto. I pompieri sono intervenuti insieme ai sanitari del SUEM e hanno aiutato appunto i sanitari per il trasporto delle barelle fino al piano stradale. La coppia è stata trasportata poi dalle ambulanze in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. A proposito di anziani vittime in questo periodo soprattutto delle truffe, allora dai carabinieri arriva il vademecum contro le truffe. Un abbraccio fatale per sfilare un orologio, una divisa falsa per intrufolarsi in casa e rubare i gioielli, telefonate con il finto avvocato di turno che dice di aver bisogno di soldi per togliere dai guai un caro parente del malcapitato anziano, che dall'altra parte della cornetta si fida e versa la quota. Che siano nuove frontiere della truffa o abilità consolidate, il comando dei carabinieri della Marca ha approntato un vademecum rivolto soprattutto agli anziani, facili prede anche per le difficoltà fisiche e oggettive nel difendersi. 1000 copie locandine che andranno distribuite tra parrocchie e centri per anziani. Una raccolta di suggerimenti a partire da come rispondere a chi bussa in casa vostra. È molto utile preparare una risposta per prendere tempo più che altro. Potrebbe essere un attimo chiamo, oppure sta arrivando mio figlio, questo scoraggia molto, oppure non posso aprire perché il mio citofono funziona male, provi a bussare a qualcun altro, o semplicemente prendere tempo dicendo in questo momento non posso, torni più tardi. Qualunque risposta va bene per prendere tempo. L'importante è non aprire mai la porta, non aprire la borsa, non fornire informazioni personali. Non un invito alla diffidenza, bensì alla scaltrezza nel riconoscere i malintenzionati. Aiutateci ad aiutarvi, il motto del vademecum dell'arma, è un invito a chiamare il 112 quando ci sia anche solo il sospetto di essere stati vittime di una truffa. Adesso le notizie dal Bellunese.
E apriamo con una terribile tragedia avvenuta nel tardo pomeriggio, avvenuta all'altezza della cartiera Firmegan di Santa Giustina, dove un ragazzo di 16 anni purtroppo è morto dopo essere stato ferito dal crollo di una scogliera di protezione dell'argine del Piave. Accaduto, dicevamo, nel tardo pomeriggio all'altezza della cartiera a Firmegan di Santa Giustina. Ancora da chiarire ovviamente la dinamica di questa terribile tragedia. Si sa soltanto appunto che c'è stato questo crollo, il giovane è stato schiacciato letteralmente da un masso, immediati ovviamente i soccorsi, ma purtroppo questo giovane di 16 anni che era in compagnia di amici a prendere il sole era gravemente ferito fin da subito, le condizioni erano disperate ed è morto praticamente poco dopo l'inizio dell'intervento. Questo è successo nel tardo pomeriggio di oggi a Santa Giustina. E poi le condizioni del bimbo invece trevigiano di Conegliano che era caduto ieri pomeriggio dal secondo piano della casa di vacanze della famiglia a Falcade. La prognosi resta riservata, ma le condizioni fortunatamente sono buone. I sanitari del Cafoncello di Treviso precauzionalmente non hanno ancora sciolto la prognosi per il piccolo di quasi 3 anni che ieri pomeriggio è precipitato dal secondo piano della casa dove stava trascorrendo le vacanze con i genitori a Caviola di Falcade. Il dramma si è materializzato agli occhi di papà e mamma attorno alle 14:30 a causa di una distrazione della coppia che forse in quel momento si trovava in un'altra stanza dell'appartamento in via Busina. Il piccolo sarebbe riuscito a salire sulla finestra e a sporgersi oltre fatalmente. Un urlo e il rumore di un tonfo hanno raggelato il sangue ai genitori che si sono precipitati all'esterno della casa. La chiamata al 118 ha fatto alzare in volo da Pieve di Cadore l'elicottero del SUEM, arrivato a Caviola assieme all'ambulanza dell'ospedale di Agordo. Il bambino è stato stabilizzato e trasportato d'urgenza all'ospedale di Treviso con una diagnosi di politrauma e frattura cranica. Una volta eseguiti gli accertamenti, il bambino non è stato giudicato in pericolo di vita. Il bollettino di questo pomeriggio dell'ULSS 2 parla di condizioni generali buone e tanto basta per tirare un sospiro di sollievo dopo ore di angoscia. I carabinieri di Falcade, informati solo in seconda battuta, stanno svolgendo tutti gli accertamenti utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Con la cronaca, Veneto Strade ha lavorato a tempo di record stanotte per la riapertura delle provinciali di Passo Giao e Passo Valparola, investite nella notte da una colata di detriti, fango e acqua causata dal violento nubifragio che ha colpito la zona. Chiuse nella notte le 2 provinciali sono tornate di nuovo percorribili all'alba di oggi. Nelle immagini che avete visto e vedete la furia dell'acqua, i danni provocati dagli smottamenti sulla sede centrale. Intanto nel primo pomeriggio il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica, specie sulle zone montane, fino alla mezzanotte di giovedì. L'allerta per i temporali è segnalata di colore giallo. Insomma, non c'è pace per le zone montane anche dal punto di vista del maltempo. E poi l'emergenza Covid. Nel pomeriggio il laboratorio di prevenzione dell'ULSS Dolomiti ha comunicato la positività di un tampone relativo a un compagno di viaggio già isolato del giovane Covid positivo rientrato alcuni giorni fa da Malta. Si tratta, spiega l'ULSS 1, di un secondo caso di importazione che configura un piccolo focolaio. Tutti gli altri contatti stretti del primo soggetto sono risultati negativi al tampone. Sempre oggi, nell'ambito dei controlli di routine, è stata riscontrata una inattesa ripositivizzazione Covid in un ospite di una casa di riposo del Feltrino. Il soggetto era risultato positivo oltre 3 mesi fa durante la fase epidemica, si era poi negativizzato ed era rimasto negativo per i 4 successivi tamponi di screening. Oggi invece la positività riscontrata, che sarà oggetto evidentemente di verifica immediata. Già operativo l'isolamento del paziente e del suo compagno di stanza. Quindi succedono ovviamente anche questi casi di negativizzazione e poi di nuovo di positivizzazione. A Belluno adesso per parlare di un degrado che fa gridare allo scandalo, il degrado dell'area ex Bardin in via Lungardo all'ingresso sud della città. Questo è il ponte sul torrente Ardo e questo è praticamente uno dei principali ingressi alla città. Alle mie spalle si vede il centro storico e questa è l'area chiamata ex Bardin, sottoposta a un fallimento per un'operazione imprenditoriale andata male. Quest'area a Borgo Pra è in totale stato di abbandono e incuria.
Segno del decoro che ovviamente manca del tutto, con delle pregiudizievoli condizioni igienico-sanitarie, tanto che la popolazione residente di Via dell'Ante e anche alcune attività commerciali della zona hanno richiesto l'intervento urgente del Comune. L'area abbandonata a se stessa è il frutto di un'operazione giuridico-amministrativa complessa. Lì negli anni passati c'era un progetto di recupero e le gru dimostrano che i lavori erano pure iniziati. Poi l'impresa fallì e l'area è stata abbandonata al suo destino. Pesantissime le accuse della gente del posto. No, non si muove nessuno per uno. Sia il sindaco sia l'assessore Giannone hanno enunciato più volte la volontà di pulire l'area, però alle mie spalle insomma è abbastanza comprensibile cosa sia stato fatto negli ultimi 2 anni. Sta alla capacità del Comune di premere su chi sta seguendo la cura fallimentare, esercitare tutto quello che il Comune può fare, anche forse con esproprio destinato a pubblica utilità se giuridicamente perseguibile come atto. Tutto questo, spiega il consigliere Bristot, si inserisce nella mancata visione del decoro della città che è sotto gli occhi di tutti. Io ritengo alla fine che ci debba essere un unico soggetto, interno al comune, esterno, mi riferisco a Bellunum, e in questo senso invito l'amministrazione a valutare se non sia perseguibile questa finalità che dovrebbe riportare decoro a una città che merita il massimo rispetto a partire proprio dagli amministratori. È tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Benvenuti al meteo, ecco le previsioni per mercoledì 12 agosto. In Veneto in prevalenza soleggiato, seppur la nuvolosità sarà in aumento al pomeriggio. Nei settori montuosi si prevedono alcune piogge nella seconda metà della giornata, temperature stazionarie e clima afoso in pianura. Temperature minime tra 18 e 25 gradi, massime tra 30 e 36 gradi. In Friuli Venezia Giulia i cieli saranno in prevalenza sereni, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio con deboli piogge dalla serata. Su Prealpi e Alpi nubi sparse alternate a schiarite con deboli piogge in serata. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime intorno ai 34 gradi. In Trentino Alto Adige sarà una giornata con cieli poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale con deboli piogge sparse. Su Prealpi e Alpi cieli poco nuvolosi, ma con addensamenti in aumento a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime tra i 33 e i 34 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci.